La Glesia di San Martin a Castellons di Strade pararesche e vedi di Vignince Longobarde. Ristrutturate con materiali di risulte romane, la costruzione dal DDV è anche mo che primitive e il suo documento più antico è dall'undicesimo secolo. Il nome Castellons di Strade al diven di un dai tanti castelliers che esistevano di lungo la strade romane postumie, vue clamate stradalte, ma anche vastata ungarorum, come di la strade dai invasors, prime dai Ongars, poi dai Turcs. Si entra inglesi passando per sotto di un alt campanelli, una forma tanto rara in Friul, si pensa fatta queste proprio per poter cialare lontano e salvarsi dalle invasioni, scampando via in tempo. La iglesia dedicata a San Martin Vescovo di Tours, dal VI secolo, il suo culto era ben consolidato anche in una dimensione anti-ariane. Inglesi, mettendosi di fronte alle piccole abside starunzate, si possono ammirare le figure dai 12 apostoli, che si cialin doi a doi tra di loro. Il primo, San Pieri, l'ha perduto, duc a tenint strent il Vangeli, la parabola santa di Nostro Signore. L'ultimo, San Paoli, con la spada. Tra l'apostolo Bortul e Paoli si può vedere una figura che eccale i fedei, di un braccio e pendole una vistosa clave. Ale Martin, il committente, che ha fatto fresciare la omonima iglesia. Al centro dell'abside è la bella immagine di Cristo Onnipotente in mandule, sintato sul trono. La manciampe al tenviarti libri de verità, la drette, anche se non si le viot, al benedis i fedei. Donde dal Crist a son i 4 evangelisti. Il bo rappresenta Luca, l'agnul rappresenta Matteo. Di che altre bande non si vedono gli chatti dal Leon di San Marco e gliel'ade perdute anche la Aquila di Zuan. Proprio al mezzo dal giardino de abside si vede il fresco fatto dal 1600 dal Nestri Mont. Parsore dal Mont e una croce e due figure che mettono le mani. A son Cristo Salvador dal Mont e Dio pari Nestri. A drette dall'Arc Sant, in una niche si ammira un imponente Sant Vescovo sentato su di un trono, ma questo Vescovo in trono non è nulla di mancul che il nostro Sant Macor, pitturato dal XVI secolo di Gaspar Negro. Non è San Blas, che aveva un altare qui a Castellons, in l'iglesia di Santa Maria des Graziis. Il nostro San Vescovo Macor, patron dal Friul, forse per prime volte pitturato senza il diacono Fortunato, è rappresentato tanto personaggio autorevole sentato su di un trono. Al poiesi proprio il trono patriarcale di Aquilea, simbolo de nostra furlanetat e de nostra cristianitat. I furlans di Castellons di Strade a poden sentirsi brauros, mandi.